Venerdì 2 settembre, presso lo stabilimento squash di Corsa Italia, il Multedo ha presentato la prima squadra che nel campionato 2016-2017 giocherà nel campionato di prima categoria Girone B. Ai nostri microfoni, mister Gerry Meledina. Quest'anno in questa società ho trovato, oltre una dirigenza familiare, abbiamo, penso, costruito anche una squadra per i piani alti della classifica. Ora, Quindi l'obiettivo? almeno i playoff, almeno i playoff. Mi chiamo Giacomo Bellicchi, gioco dal Multedo da 2 anni e mezzo a questa parte. Quando sono arrivato stavamo retrocedendo, poi piano piano ci siamo tirati su fino ad arrivare in prima categoria dove vogliamo rimanere. Speriamo quest'anno di toglierci delle belle soddisfazioni tutti insieme e di arrivare il più in alto possibile. Matteo Lucotti, l'anno scorso alla Gogliardica e l'anno scorso abbiamo vinto campionati in prima e quest'anno ci si aspettano tante cose qui a Multedo e speriamo bene. Qua a Multedo per me è un nuovo inizio, una nuova stagione e gli obiettivi sono molti. Gli obiettivi del Multedo quest'anno penso che insomma col gruppo, comunque lo staff tecnico e tutto, abbiamo tutto necessario per far bene, quindi puntiamo a fare un bel campionato. Io sono Renato Lussotti, io sono arrivato l'anno scorso a metà stagione nel Multedo e ho contribuito a salvare la squadra insieme agli altri compagni e quest'anno niente, aveva detto tutto Rogerone, quindi c'è poco da dire, cerchiamo di arrivare il più in alto possibile, giocarci i playoff e se riusciamo anche di arrivare ai primi. L'obiettivo principale è quello di andare al campo col sorriso e poi chiaro cercare di fare punti e come ho detto prima parlano tutti di playoff, i valori ci sono, vedremo più avanti se riusciremo. Anche la preparazione viene curata in una certa maniera e ce lo spiega il dottor Di Cosmo. Sono molto favorevole allo stretching, purtroppo da parte della nuova concezione calcistica lo stretching è visto un po' in secondo piano ed è adombrato da nuove tecniche di preparazione che purtroppo dal numero degli infortuni che si stanno avendo negli anni, secondo me sarebbe opportuno rivalutare questa concezione a fine allenamento e a fine partita. Io sono sempre stato contrario comunque all'alternare i due portieri, è un ruolo troppo delicato, la responsabilità comunque di tutta la difesa è sulle spalle del portiere, quindi secondo me il compito del mister sarà quello di scegliere e puntare su purtroppo su uno dei due, perché poi meriterebbero, da quello che ho visto fino a questo momento, tutti e due di giocare. Ognuno di voi penserà di giocare? Vabbè, faccio parlare gli altri che è meglio. Anch'io non mi esprimo, lascio il giudizio al mister. La storia è lunga, comunque è stato un piacere poter aiutare la squadra del Multedo. Questa sera vi abbiamo qua per un buon aperitivo, vi ricordiamo anche che noi non siamo solo stabilimento balneare ma siamo aperti anche tutto l'inverno e quindi forza Multedo e forza Squash.